Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i titoli. A Catania l'inizio dei festeggiamenti del 17 agosto nel nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Bisanzio in cattedrale. Il cardinale Pietro Parolin, legato pontificio, nella solenne incoronazione, la diretta a reti unificate di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, con la processione che si è appena conclusa e che si è svolta fino a Piazza Duomo. Etna, la tregua dura poco, riprende l'attività esplosiva dal cratere Voragine con ricaduta di cenere lavica, nuovi disagi e limitazioni per l'aeroporto di Fontanarossa di Catania, soprattutto per i voli in arrivo. Furto dei capolavori di Antonello da Messina, gli investigatori stanno interrogando gli impiegati e gli addetti della sicurezza. La banda di ladri ha agito in 3 minuti, in arrivo da Roma gli esperti del nucleo tutele e patrimonio culturale dei Carabinieri. L'inchiesta è per furto pluriaggravato di opere d'arte, uno sfregio per tutti, il commento del presidente della regione Schifani che annuncia l'avvio di una ispezione interna. Vacanze d'agosto tra arrivi e partenza, in Sicilia il mare è tra le mete più gettonate e ci sono pure le spiagge inclusive, una si trova ad Avola. Un anno fa moriva Pippo Baudo, protagonista per oltre 60 anni della televisione italiana, da Sanremo a Domenica In, ha lanciato anche Antenna Sicilia. Calcio, il Catania martedì riprende a lavorare in sede, sul campo si vedono già alcune caratteristiche del gioco di Longo. Coppa Italia, stasera il Palermo al Barbera affronterà il Lecce. E come avete sentito dai titoli, questa mattina a Catania all'inizio dei festeggiamenti del 17 agosto nel nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Bisanzio, che ricorre oggi in cattedrale. Il cardinale Pietro Parolin, legato pontificio, nella solenne incoronazione, la diretta a reti unificate di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, con la processione che si è svolta fino a Piazza Duomo. E proprio da Piazza Duomo ci colleghiamo in diretta con Adelaide Barbagallo. Sì, siamo proprio in Piazza Duomo, la cattedrale ha riaperto le sue porte, il busto reliquiario e lo scrigno di Sant'Agata sono adesso in cattedrale e da questo momento in poi ogni ora ci saranno delle celebrazioni eucaristiche. L'ultima, lo ricordiamo, il pontificale che sarà celebrato questa sera alle 20 dal cardinale Pietro Parolin, che trasmetteremo in diretta, ci collegheremo intorno alle 19:30 a reti unificate, subito dopo il telegiornale di Telecolor, e poi Telecolor proseguirà, così come Antenna Sicilia e Sicilia Web, a trasmettere il pontificale di Pietro Parolin, lo ricordiamo legato pontificio, cioè inviato dal Papa e massima espressione del Vaticano II subito dopo Papa Leone XIV. Un inizio di festeggiamenti che possiamo dire è cominciato già ieri sera con il trasferimento delle reliquie ad Aci Castello e la veglia ad Aci Castello, una veglia di preghiera alla presenza delle reliquie di Sant'Agata. Stiamo vedendo proprio l'arrivo in piazza del Castello di tutti i pellegrini che hanno voluto assistere a questo momento devozionale molto forte. Vediamo le reliquie proprio fare ingresso in piazza Castello, dove è susseguita una veglia. C'era anche il cardinale Pietro Parolin, ma c'era ovviamente l'arcivescovo di Acireale, Monsignor Raspanti. Subito dopo come fosse un continuo, perché le reliquie sono rimaste lì per qualche ora ad Aci Castello, perché poi già a partire dalle prime ore del mattino, lo vediamo, era ancora buio, non era sorto il sole, alle 4:30 c'è stato il primo raduno alla rotatoria del Rotolo. Qui i pellegrini sono dati appuntamento per poi ripartire alle 5 del mattino. Vediamo ancora
le immagini, queste si riferiscono alla veglia che c'è stata ad Aci Castello, ma se la regia vuole possiamo vedere e andare oltre e vedere invece il grande raduno che c'è stato alla rotatoria del Rotolo. Poi alle 5 l'inizio del pellegrinaggio, un pellegrinaggio che si è snodato lungo tutto il lungomare, il Corso Italia, per poi andare in via Etnea e poi giungere proprio qui. Ecco, queste sono le immagini che ci arrivano ancora dalla regia, che documentano questi momenti. Alla rotatoria del Rotolo è stata apposta una targa che ricorderà la giornata di oggi, 17 agosto 2026, un evento storico, è il 9° centenario della traslazione delle reliquie che adesso sono state riposte in cattedrale, non prima che il sacro cranio venga riposto nel busto reliquiario. Queste sono state immagini significative perché è stata aperta, ecco lo vediamo, è stato proprio l'arcivescovo di Catania Luigi Renna a riporre il cranio della martire catanese nella calotta del busto reliquiario, poi tutto è stato sigillato, c'è stato un bacio e poi altro momento significativo, il dono da parte dell'arcivescovo di Catania della sua croce, una croce che simboleggia appunto la sua diocesi, ma tutti i fedeli della diocesi di Catania. Quindi è stato un gesto simbolico, non ci sarà solo da oggi in poi la croce donata da altri arcivescovi e papi, così come gli altri gioielli, ma ci sarà anche la croce. Ha fatto una battuta, dice non è certo preziosa come quella di tanti secoli fa, ma è pur sempre un segno di grande devozione. E si è conclusa così questa prima giornata, questa prima mattinata, possiamo dire, con questo pellegrinaggio e queste ultime scene che abbiamo visto appunto proprio qui in Piazza Duomo. Adesso la giornata proseguirà con queste celebrazioni eucaristiche e poi per chi vorrà potrà partecipare al pontificale di Pietro Parolin. Il numero è contingentato, ci sono delle sedie, quindi si potrà rimanere seduti, ma chiaramente non tutti potranno accedere in Piazza Duomo per assistere a questa celebrazione. A voi la linea. Immagini certamente storiche quelle che abbiamo appena visto da Piazza Duomo, col commento di Adelaide Barbagallo, con gli appuntamenti con le nostre dirette che proseguiranno naturalmente nella giornata di oggi. Ma intanto voltiamo pagina. Etna, parliamo di Etna, dopo una breve tregua riprende l'attività esplosiva dal cratere Voragine con conseguente ricaduta di cenere lavica, nuovi disagi e limitazioni per l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Tonino De Mano. Nuova ed intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, così l'Etna si riprende la scena dopo qualche ora di tregua. L'aumento del tremore vulcanico di ieri sera, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, era solo il preludio della ripresa dell'attività sul vulcano, con attività stromboliana ed emissione di cenere che è ricaduta in direzione sud-sud-est, ricoprendo nella prima fase anche le strade della Cese. La situazione è costantemente monitorata dall'INGV di Catania. Il VONA, avviso per l'aviazione, è tornato da arancione a rosso, massimo livello di allerta. Inevitabili e conseguenti a causa della nube vulcanica in quota e la cenere i disagi per l'aeroporto Fontanarossa. SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, comunica che è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza, ma è chiaro che i ritardi a cascata avranno conseguenze anche per i voli che dovranno lasciare Catania. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, conclude la nota di SAC. Ed è morto il turista statunitense di 30 anni colpito ieri sera da un fulmine mentre si trovava in escursione sull'Etna. Soccorso da un elicottero dei vigili del fuoco poco prima delle 20, il giovane era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in arresto cardiorespiratorio. Nonostante le manovre praticate per tentare di salvarlo, l'uomo è morto.
poco dopo. E torniamo a parlare delle opere rubate di Antonello da Messina. Si indaga a Messina sul clamoroso furto. Sono in arrivo da Roma gli esperti del nucleo tutela e patrimonio culturale dei Carabinieri. Luca Ciliberti. Clamoroso furto di opere d'arte al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, intitolato a Maria a Cascina. I ladri sono riusciti a introdursi intorno alle 21:50 del 15 agosto all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo così con precisione a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Si tratta di 3 tavole su 5 del celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima è stata sottratta ed asportata dai ladri all'interno di una teca blindata. Le tavolette inizialmente rubate erano 6, 2 sono state ritrovate inserate. I ladri le avevano abbandonate su un muretto esterno al museo lungo Viale della Libertà. A notarle sono stati alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell'ordine. Sembra che il colpo sarebbe stato commesso da almeno 3 persone a volto coperto che avrebbero forzato l'ingresso secondario del museo. Opere d'arte dal valore inestimabile, concordano tutti gli esperti. Sul furto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Come confermato dagli investigatori, nel museo c'erano diverse telecamere di videosorveglianza e le opere erano custodite da un accurato sistema di allarme. Il museo si trova in Viale della Libertà e la struttura è sempre tutelata da un sistema di metronotte. È plausibile che i ladri si siano introdotti all'interno passando attraverso queste grate posizionate su un ingresso laterale del museo che stamattina erano visibilmente allargate. Al momento gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, in particolare la pista del mercato nero dei ladri dell'arte. Per gli investigatori, chi ha rubato le opere di Antonello da Messina potrebbe aver agito su commissione di qualche mecenate. Un furto non semplice, spiegano gli investigatori, perché si tratta di opere su tavola, dunque non avvolgibili. Una delle opere d'arte era stata acquistata dalla regione siciliana nel 2003 in un'asta da Cristi per una cifra di 220.000 sterline. Oggi vale decine di milioni di euro. Un colpo che ha provocato sgomento e indignazione di profonda ferita per la Sicilia e per l'Italia intera. Parla l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, che lancia un appello affinché chiunque abbia informazioni si rivolga alle autorità competenti. Uno sfregio per tutti è quanto ha detto invece il presidente Schifani, che ha annunciato un'ispezione interna per ricostruire ogni passaggio e accertare eventuali responsabilità. Ilaria Mangano. Un colpo che ha provocato sgomento e indignazione, come sottolinea la direttrice del museo Marisa Mercurio. Ha scosso tutta la città di Messina perché il furto di opere che fanno parte dei capolavori del nostro museo, oltre ad essere naturalmente di autore affezionatissimo, di cui siamo affezionatissimi come messinesi, che è Antonello da Messina. Il sindaco Federico Basile parla di un atto criminale gravissimo e sottolinea che è stato colpito un patrimonio che appartiene a tutti i messinesi. Durissima anche la reazione dell'assessore comunale alla cultura Enzo Caruso e dell'assessore regionale al turismo Evira Mata. Questo è un danno che è quasi irreparabile se non si riesce veramente a trovare chi ha rubato queste opere. Un atto vile, un atto indegno, un atto sul quale la polizia, le forze dell'ordine sono già in movimento per capirne dinamica, insomma, e come sia potuto mai accadere che in un museo che ovviamente ha il suo sistema di sorveglianza, che peraltro ha funzionato, e lo dico con certezza perché ho sentito ovviamente il direttore generale dell'assessorato ai beni culturali, che mi confermava che i nostri sistemi di sicurezza hanno funzionato. Ad esprimere indignazione anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che definisce il furto uno sfregio intollerabile al patrimonio culturale universale. Svolta nell'inchiesta sul delitto dello Zen a Palermo, i carabinieri hanno fermato un uomo di 34 anni che era già agli arresti domiciliari e 2 ragazzi di 17 e 16 anni per l'omicidio di Vito Genovese, ucciso a colpi di cacciavite. Genovese si sarebbe accorto che i 3 stavano armeggiando in un box di sua proprietà. Sceso in strada sarebbe nata una lite accesa e l'uomo è stato aggredito e colpito al volto, prima con un casco, poi con il cacciavite che lo ha ucciso. Gli arrestati sono accusati di omicidio e tentato omicidio
femminicidio nei confronti anche di Domenico Danna, 47 anni, che è intervenuto in soccorso di Genovese, è stato ferito alla spalla. Oggi verrà affidato l'incarico per l'autopsia che sarà eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. I 2 minorenni si trovano nel carcere Malaspina, il 34enne al Pagliarelli. E parliamo ancora di estate, perché in questo fine settimana segnato dal Ferragosto l'ANAS non ha segnalato particolari criticità nonostante la mole di veicoli in transito, ma le ferie di agosto hanno portato anche qualche novità positiva. Le spiagge inclusive sono sempre di più quelle accessibili ai disabili. Una si trova nel borgo marinaro di Avola nel Siracusano. Francesco Loi. In coda al casello, il giorno dopo Ferragosto c'è chi sta rientrando dalle vacanze e chi invece sta partendo proprio ora. Ma tra le auto c'è anche chi sta percorrendo qualche chilometro per andare in spiaggia. Spiagge che in Sicilia hanno sempre meno barriere. Quelle definite accessibili sono 238, 109 pubbliche e 129 private. Abbiamo questi servizi della sedia job che è abbastanza utile per avvicinarci in riva, per poter stare un po', diciamo, al mare. Qui siamo al borgo marinaro di Avola nel Siracusano ed è proprio con questa sedia job che chi ha qualche difficoltà motoria può fare un bagno. A spingerla c'è lui che vigila sempre su tutti. Avere la possibilità di usufruire del nostro mare, delle nostre spiagge, ci dà un orgoglio molto grande. E così chiunque ha la possibilità di andare al mare. Il progetto Sicilia Mare per Tutti è partito nel 2014 da Siracusa, quando in tutta la regione le spiagge accessibili erano appena una decina. Province ormai ce ne sono tante virtuose, partendo dalla nostra Siracusa, Ragusa, Catania, Messina, dove ci sono veramente anche a livello proprio di arenile territoriale sono stati fatti dei passi importanti, sempre grazie all'amministrazione, poi Palermo e Trapani. Adesso una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. Andiamo a Gela, dove continua la protesta davanti al Vittorio Emanuele. Il sindaco non arretra e rilancia la richiesta di potenziare subito l'ospedale, mentre continua la raccolta firme per il nuovo presidio di Ponte Olivo. L'appello direttamente indirizzato alla Premier Meloni. GR Italia. 17 giorni davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, il presidio del sindaco Terenziano Di Stefano continua e con esso la richiesta di intervenire su una sanità che a Gela resta in forte affanno. Da una parte c'è l'emergenza quotidiana, reparti in difficoltà e carenza di medici, dall'altra la prospettiva del nuovo ospedale di Ponte Olivo. Per entrambi gli obiettivi prosegue la raccolta firme che ha superato ormai le 5.000 adesioni. Continuiamo la nostra battaglia per avere l'ospedale, per avere il nostro Vittorio Emanuele potenziato. Continuiamo a lanciare l'appello nei confronti di tutti quei medici che vogliono venire a lavorare nella nostra città, a mandare la PEC presso il comune di Gela per sfatare, questa situazione che nessuno dei medici vuole venire a lavorare qui a Gela. Tanti cittadini anche oggi sono venuti a dare manforte a questa protesta e continueremo anche nei prossimi giorni. Il sindaco intanto torna a chiamare in causa il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, l'assessore regionale alla salute e il presidente della regione Renato Schifani, ma il destinatario dell'appello questa volta è anche e soprattutto Giorgia Meloni. Cara Presidente, questa è Gela, questa è una città italiana. Questa è una città che ha bisogno del suo autorevole intervento. Una richiesta motivata dai numeri di una città che supera i 70.000 abitanti e che in estate arriva a oltre 100.000 presenze. 17 giorni dopo l'inizio della mobilitazione dunque, il presidio resta aperto e la protesta è destinata ad andare avanti ad oltranza. Un anno fa moriva Pippo Baudo, protagonista per oltre 60 anni della televisione italiana. Da Sanremo a Domenica In, da Fantastico a Canzonissima, tanti anni fa lanciò anche Antenna Sicilia. Marco Carli.
Un anno senza Pippo Baudo, da quel 16 agosto del 2025, quando a 89 anni è morto uno degli uomini che più di tutti hanno rappresentato la televisione italiana. Di certo non è stato soltanto un conduttore, è stato un modo di fare televisione, quello delle grandi platee, il famoso nazional popolare, ma anche della grande capacità, vista la sua cultura, di essere riferimento per tutte le generazioni, di sapere in sintesi trattare tutto, dai temi più leggeri a quelli più complicati. Per decenni è entrato nelle case degli italiani, da Sanremo a Fantastico, da Domenica In a Canzonissima, 13 i festival di Sanremo. Era un pigmalione, un'altra delle sue grandi capacità, scopriva talenti, un istinto che sembrava naturale, capire chi aveva qualcosa da dire, qualcosa da mostrare, che poteva portarlo a diventare qualcuno. Conosceva il pubblico, ne capiva i gusti, le emozioni, persino le abitudini, un innovatore. Lo è stato di certo anche ad Antenna Sicilia, la TV voluta dall'editore Mario Ciancio e lanciata proprio da Pippo Baudo, un gigante che ora, dopo i funerali, riposa nella sua Militello in Val di Catania, nella cappella di famiglia, nel massimo riservo, dopo una vita alla ribalta. A un anno dalla sua morte lui resta nella memoria e resta, la sua, soprattutto un'eredità difficile da raccogliere in una televisione nazionale che si sforza di fronteggiare l'avanzata delle piattaforme online. Pippo Baudo non ha semplicemente fatto la storia della televisione italiana, per molti anni è stato la televisione, quella che bloccava tutti davanti allo schermo. Adesso la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Il Catania martedì riprende a lavorare in sede, sul campo si vedono già alcune caratteristiche del gioco di Longo, ma il gruppo potrebbe ancora cambiare con varie partenze e nuovi innesti. Marco Carli. L'obiettivo è chiaro anche perché manca poco. Ricomincia il campionato e i fari sono puntati sull'Inter Under 23, avversaria del Catania alla prima. Un esordio che come sempre arriva a mercato aperto, con una squadra che sta già assimilando i dettami di Longo, come dimostrano le ultime prestazioni, ma inevitabilmente resta un cantiere. Ripresa martedì al Massimino con il Mazzola di Mister Bianco, che può fornire un'alternativa per ospitare gli allenamenti in vista della prima. Sul mercato l'ultimo arrivo è quello di Russo, che non occuperà uno dei 23 slot disponibili. La dirigenza e il direttore sportivo Varrà dovranno far quadrare tutto. Non si può, e in virtù del salary cap non si deve, spendere come gli anni scorsi. Dunque tutto un domino. Se, e le probabilità sono alte, va via Dini, bisogna valutare se De Falco può fare il secondo o se serve un altro portiere. Di Gennaro è sempre fra i partenti e in quel caso serve un altro centrale. Se arriva Rocchetti potrebbe partire Donnarumma. A centrocampo si prova a piazzare Di Tacchio, c'è Vitale ancora al centro dell'interesse. Ci sarebbe anche la Salernitana, già uscita dalla Coppa Italia di C per mano della Scafatese. In avanti la fascia da capitano per Cicerelli e la sua presenza in sala stampa sono un segnale di un'intesa che si vuole trovare. Restasse lui, l'indiziato a partire è sempre Jimenez. A quel punto un nuovo innesto dipende dal sistema di gioco fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, con le differenze fra le caratteristiche di centrocampisti e giocatori d'attacco. A proposito di attacco, è evidente che serva chi la butti dentro, al di là delle qualità di Leonardi e Russo, della lunga squalifica di Caturano e della partenza ipotetica di Rolfini. Un lavoro di Cesello fra paletti, numeri e obblighi, mentre la squadra pensa già all'esordio. E dopo l'inserimento della Salernitana per Vitale, il Catania ha cambiato strada virando verso Matteo Ricci, con cui conta di chiudere l'accordo nella giornata di oggi. Il centrocampista, classe 94, attualmente svincolato, è reduce da una stagione da protagonista con la Sampdoria. E invece andiamo a vedere il Palermo, arriva il primo impegno ufficiale stasera in un Barbera da tutto esaurito, la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Marco Gullà. A testa finita ci siamo, il Palermo stasera in un Barbera sold out affronterà il Lecce per i 32esimi di Coppa Italia, la prima dei rosanero, e anche se il Lecce è di categoria superiore, il Palermo parte addirittura favorito stando alle quote dei bookmakers, segnale che la formazione di Inzaghi viene già etichettata come la candidata principale alla promozione in Serie A. Finalmente torniamo a casa, non vediamo l'ora. Sappiamo il clima che troveremo, insomma non è più una sorpresa per noi e speriamo di fare comunque una bella partita per preparare al meglio l'inizio di campionato e
e siamo contenti comunque di tornare davanti alla nostra gente. Dopo il quarto posto della scorsa Serie B e l'eliminazione ai playoff in semifinale contro il Catanzaro, Inzaghi punta dritto alla promozione. La squadra si è rinforzata con innesti di qualità su tutti strefezza e il precampionato ha già dato segnali incoraggianti. Oggi il Palermo dovrebbe scendere in campo con Joronen tra i pali, Pierozzi, Magnani, Ceccaroni e Augello in difesa, Segre e Ranocchia a centrocampo, Vavassori, Palumbo e Jonsen alle spalle di Poyampalo. Abbiamo fatto secondo me un ottimo precampionato, siamo arrivati da pochi giorni in Italia, però la squadra mi sembra stia bene, che abbia recuperato il fuso, per cui insomma poi chiaramente l'accoglienza dei tifosi mi auguro che ci abbia gasato ulteriormente. Speriamo di fare una bella gara tosta e insomma di riuscire a passare il turno, che comunque anche se giochiamo contro una squadra di Serie A noi dobbiamo pensare sempre al massimo risultato. Fischio d'inizio stasera alle 21:15. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.